Bombieri, a lei la parola. Come abbiamo visto si potrebbe stare qui un bel po' di tempo perché gli argomenti, i problemi sono tanti. E non sono stati tirati fuori tutti. No. Appunto, ci vorrebbe, ecco, allora cerchiamo di focalizzare quelli che sono i nostri interessi, quello che stiamo portando avanti noi. C'è una cosa che come pensionati ci preoccupa, che ogni volta qualcuno, quando non sa cosa fare, mette mano alle pensioni. Se fate caso, quante riforme delle pensioni sono state fatte? E ogni governo... È il tesoretto. E sono sempre i pensionati, insomma, non so cosa si possa pretendere ancora di più. Abbiamo tutta una serie di cose e per questo il 19 maggio andremo in massa a Roma perché la pazienza ha un limite. Se avete visto è un bel po' di tempo che non facciamo manifestazioni. Inquadriamo Rita Turati che mostra anche... È un bel po' di tempo, sì, che non facciamo manifestazioni, però adesso siamo costretti. Manifestazione congiunta, segretario? CGIL e CISL, c'è una manifestazione pensionati unitaria. Meno male, almeno dopo tanta divisione. No, ma su queste cose non c'è divisione, c'è unità e l'assessore Lazzarini ci ha ricevuto qualche giorno fa, quindi abbiamo iniziato un interessante percorso con la Regione unitariamente. Quindi noi andremo a Roma proprio per dire le nostre ragioni. Questa tra parentesi, perché noi aggiorniamo periodicamente i nostri telespettatori, è un'importante novità, è una cosa importante, insomma un incontro che c'è stato tra sindacati e la Regione, è un'apertura importante, insomma, cioè negli anni passati c'erano state delle difficoltà, diciamo. Io non lo so il passato. Lo so perché è di giovane. Una cosa alla volta. Politichese. Noi abbiamo ringraziato l'assessore e apprezzato la sua disponibilità perché appunto anche noi non guardiamo il passato, però guardiamo avanti. Abbiamo iniziato un percorso che interessa a tutti, interessa ai pensionati, ma interessa anche chi governa questa regione. Tornando alla nostra manifestazione, proprio di qualche ora fa, proprio di oggi, si sta ancora parlando della reversibilità. Esatto. Allora, la mia segretaria nazionale, Patrizia Volponi, è andata in tutti i salotti televisivi e l'ha detto in tutte le lingue e sembra che non si voglia capire. La pensione di reversibilità non è assistenza. Allora si sente dire da qualcuno del governo, sì è vero, c'è un errore tecnico, adesso si vedrà, però noi non abbiamo ancora una risposta definitiva su questo argomento. Allora vogliamo una volta per tutte, perché non si può mettersi in un salotto a discutere se è assistenza, se è previdenza. È previdenza, perché a un certo punto un lavoratore nella sua vita ha versato dei contributi, mentre la moglie era a casa che faceva anche dell'altro e non poco. A un certo punto, se questo viene a mancare, cosa togliamo il reddito alla famiglia? L'unica fonte di reddito. Ha versato i contributi anche per dopo, ma li ha versati. E quindi vogliamo una volta per tutte dire che non è assistenza. E Boeri bisogna che o cambia mestiere o si mette in testa. Vale anche per i consiglieri regionali della Sicilia che hanno fatto la pensione di reversibilità. Cosa ne pensa lei? Ma lì entra in un altro capitolo, attenzione, perché lì c'è un'altra questione. Non mettiamo in mezzo poi perché altrimenti qua ne abbiamo da dire un punto alla volta. Allora questa è previdenza, quindi la reversibilità non si tocca, E quindi andremo a dirlo anche con forza in piazza a Roma, anche se non è una passeggiata come qualcuno pensa. Lei vede i pensionati che vanno a Roma e non è proprio una passeggiata, ma siamo abbastanza arrabbiati. Trovo giusto non toccare la reversibilità. Ecco, comunque per far conoscere i nostri telespettatori che appunto giustamente ci dicono che non guardano il web, quindi noi cerchiamo di appalesare a coloro che non sono esperti di web, magari sono anche anziani. Per quel che riguarda la riforma di reversibilità si parla di razionalizzare le prestazioni di natura assistenziale e quelle di natura previdenziale, introducendo il principio di universalismo selettivo. No, capito? Però noi diciamo, vogliamo rimettere ordine alle prestazioni assistenziali, insomma, potremmo anche starci, ma quelle assistenziali, da lì si toglie la reversibilità, come diceva Bombieri, perché quella è previdenza, l'abbiamo pagata. Questa l'abbiamo pagata. Coi soldi, coi contributi previdenziali. Quello che ho letto vuol dire che probabilmente ci sarà la volontà oppure la sperimentazione di introdurre un meccanismo tipo ISEE, ti misuro la ricchezza, hai
hai un patrimonio enorme, hai bisogno, non hai bisogno, e quindi in base all'ISE, se hai un ISE basso... Questo sarebbe l'universalismo. Sugli interventi assistenziali? L'ultima parte... No, guarda, la reversibilità è già così, è proporzionale al reddito che hai. Esatto. Ed è quello che, se tu le leggi l'ultima parte di quella frase, vuol dire questo. Introducendo il principio di universalismo selettivo. Universalismo selettivo, cioè in base alla misurazione della ricchezza. Quel 60% che viene erogato ai superstiti è già intaccato, vero? È già intaccato, quindi per cortesia basta, insomma, con questo discorso qua. Ecco, perché se vogliamo, perché qua si vuole fare cassa sempre con i pensionati, se vogliamo, è una storia ormai infinita che non abbiamo vergogna a parlarne, della separazione fra previdenza e assistenza. Appunto. Perché non si mette mano lì? Senza parlare di pensioni di un certo livello, che sappiamo, che l'abbiamo detto, non risolvono il problema, lo sappiamo tutti. Ma se parliamo di equità, sarebbe un segnale, però non se ne parla. E da qui, se vogliamo, parlare del blocco della perequazione, che lascio alla mia amica Rita. No, io dopo ne voglio parlare, facciamo per capitoli, perché sennò tiriamo fuori tutta una serie di situazioni una dopo l'altra, e chi ci segue da casa ha difficoltà, gli viene male l'ansia, ansie graduali. Diciamo una cosa, che questa cosa del blocco della perequazione, noi diamo già, quei 18 milioni di pensionati di cui Senicaglia parlava prima, diamo già tutti gli anni 10 miliardi, Perché non c'è stata la rivalutazione delle 10 pensioni. miliardi l'anno stiamo pagando di reddito che ci manca da pensioni su cui avevamo già versato i contributi noi, tagliati per legge. Una sentenza. Appunto. Quindi più solidarietà di così, vorrei capire. Ma è lo stesso motivo dell'ISE, che non fanno i provvedimenti anche se ci sono le sentenze. Milanello. Di cosa vuole? Milanello, rappresenti più poveri. Ma più poveri adesso no, veramente pagavano anche un po' meno di contributi previdenziali un tempo. Vai. Allora, su quanto riguarda le pensioni, penso alcuni di voi già lo sanno, in questi mesi come associazione pensionati della CIA abbiamo raccolto, la proposta è venuta proprio anche da Padova, che poi in nazionale si era fatta propria, raccolta di firme di 100.000. Abbiamo raccolto 100.000 firme. Su che cosa? Per aumentare le pensioni minime, per difendere i diritti dei pensionati, per eliminare i vitalizi d'oro e per il bonus di 80 euro anche ai pensionati alla minima. Abbiamo presentato alla Presidenza del Senato di già, alla Presidenza della Camera di già, abbiamo incontrato Cesare Damiano, il Presidente della Commissione Lavoro, prossimamente avremo un incontro anche con la Presidenza del Governo. E proprio questa mattina abbiamo deciso anche di fare una manifestazione anche noi dei pensionati regionale che si farà il 27 maggio a Padova su questi problemi. Allora, noi sappiamo tutti che i pensionati sotto i 1.000 euro sono 7 milioni e mezzo, di cui 2 milioni e 2 sono sotto i 1.000 euro con 500 euro, 502 ed è preciso. Allora, adesso se si tratta di dare 80 euro non ci sono i soldi. Dove li troviamo? A me non mi interessa proprio niente. I soldi tu li devi trovare. Primo, hai fatto una promessa e la devi mantenere, governo. Secondo, c'è la Carta dei diritti d'Europa che dice che la povertà si è sotto la soglia di povertà quando non si ha un reddito di 650 euro al mese e invita i governi ad intervenire in questi casi. Povertà assoluta. Io voglio dire che per quanto riguarda quando si tratta di dare qualcosa ai pensionati, prima si diceva per le famiglie sotto ai 1.500 euro si dà gli 80 euro.
ok? Ma 2 pensionati non sono una famiglia, con 500 e 500 fanno 1000, perché non si devono dare? Inoltre, quando che noi chiediamo sui vitalizi d'oro e pensioni d'oro di dare un taglio, si è messo un tetto ai manager? Perché non si mette un tetto anche alle pensioni d'oro? E ai vitalizi non è vero che tutte le regioni hanno fatto questa abolizione. Quanto è la pensione d'oro, quanto sarebbe la soglia che proponete? Sulle 5.000 euro in su, da 5.000, scusa, in giù, ok? Ma si può anche intervenire anche gradualmente, magari con contributo di solidarietà abbastanza corposo. Quando noi abbiamo 33.000 pensioni d'oro, che equivale a 91.000 euro, molti anche 91.000 euro al mese, e prendono 3.300 euro al giorno, in 2 giorni fanno la pensione di un agricoltore, di uno alla minima di un anno. Ma in un paese civile questo è permesso. Perché non si interviene qui? Sull'evasione fiscale si diceva prima. Ebbene, l'evasione fiscale, oramai siamo il primo paese, con la corruzione, con la mafia. 122 miliardi di evasione fiscale. Quindi lei dice ci sarebbero dei punti dove andare a pescare questi soldi? Inoltre, per quanto riguarda anche la sanità, abbiamo qua un'efficienza tra efficienza, corruzione e sprechi 23,6 miliardi. Solo nella corruzione 6 milioni. Allora i soldi ci sono, bisogna mettere mano soprattutto a queste cose. Perché se non si mette mano qui, su queste cose, non ci sarà lavoro per i giovani, non vi sarà sviluppo del nostro paese e il nostro paese sarà sempre un paese sempre più vecchio e alla miseria. Molti dicono che siamo il paese più longevo. Io non sono contento di essere più longevo. Se queste persone, se andate a parlare con loro di come vivono gli ultimi anni, dicono è meglio morire che stare al mondo in questa maniera. Cioè chi ha 500 euro non può più vivere, sopravvive nella miseria assoluta. In un paese civile, industrializzato, questo non è permesso quando alcuni prendono anche 90.000 euro all'anno. Segretario, scusate, al mese. L'obiezione che può fare uno che ha questa pensione d'oro è che dice ma io questi soldi li ho versati e ne ho diritto. Cosa dite a questo? Non è vero. Non è vero. Alcuni vitalizi e pensioni d'oro si hanno fatto delle leggi particolari che non hanno versato i contributi per questi importi. Non si interviene neppure là. Perché la Cassazione dice non si può toccare perché hanno versato, e quelli che non hanno versato, perché si continua a non fare una legge che queste persone non possono avere questi soldi. Poi sono intervenuti sui vitalizi. La reversibilità, io sono d'accordo a modificarla, modifichiamo la reversibilità sulle pensioni d'oro che vanno alle mogli e che poi vanno anche ai figli. Sentiamo un attimo l'assessore che doveva intervenire. Là mettiamo le mani, là mettiamo un tetto, no? Altro che su quelli che ricevono 200 euro di reversibilità. Credo che siamo almeno completamente d'accordo, cioè nel senso tutti sono d'accordo, però nessuno agisce. Poi alla fine, perché obiettivamente i discorsi sulle pensioni d'oro, sui vitalizi, sul sistema non più contributivo, remunerativo ma contributivo, eccetera, credo che la platea sia trasversale, però alla fine non si riesce, quindi perché diritti acquisiti non è costituzionale, poi vediamo, penso che ogni settimana vediamo talk show che affrontano queste cose, però non si riesce a uscire, non si riesce a uscire da questa situazione. Credo quindi che su questo, effettivamente i diritti acquisiti, per carità, la tutela, eccetera, però in un momento come questo, in cui effettivamente è un momento in cui le difficoltà sono difficoltà tangibili, in cui dovrebbe anche prevalere in alcuni casi il buon senso, purtroppo sentire a volte dichiarazioni di un certo tipo per cui ci si trincea dietro i diritti acquisiti, dietro quando fa comodo anche appigli costituzionali.
costituzionali certamente insomma, non va bene, non va nella direzione, perché io sono d'accordo che non è pensabile insomma, che ci sia il pensionato da 500 euro e quello che invece guadagna 3.000 euro al giorno e il 500 invece al mese, quindi su questo qui insomma, è chiaro che bisogna fare un intervento e ci vorrebbe secondo me, dico una parola forse che ormai non usiamo più, il buon senso un po' da parte di tutti, cioè non è che insomma, però anche perché uno per carità, lei assessore però sa che quando si vanno a toccare interessi fai fatica. Io ho capito, però ma anche perché uno purtroppo 91.000 euro di pensione, è una cosa inaudita, cioè, adesso obiettivamente cosa ne fa? Comunque abbiamo già avuto altre esperienze dove si è andato a toccare diritti acquisiti e dopo un po' di anni si è stato costretto a pagare, no, per carità, piuttosto risarcire. Adesso si sta parlando di fondo di solidarietà, cioè trovare quella formula per cui tagli dai 6.000 euro, e poi dai 7.000, i 2.000, 2.500 per 3 anni, per 5 anni, in modo tale da... Per esempio è stato fatto così anche nella Regione Veneto, per chi i vitalizi, prendeva i vitalizi precedentemente. C'è un fondo di solidarietà di chi prendeva i vitalizi, i vecchi consiglieri, di 750.000 euro. Sì. Quindi queste formule probabilmente aiuterebbero, però ecco non è una misura strutturale, perché fai un fondo per 3 anni, però dopo cosa fai? Cioè devi cercare in ogni caso di sopperire se dopo 3 anni ti viene a mancare questo fondo. Quanti sono le pensioni sopra i 3.500 euro al mese? Sono 200.000, quindi il numero... Non sono 360? Qui io vedo oltre i 3.000 sono 360, oltre i 3.500 a livello regionale o a livello no, a livello nazionale. Sui 18 milioni stiamo parlando dell'1,1%, 1,5 se prendi anche quelli oltre i 3.000. Però bisogna intervenire secondo me, perché veramente qualche pensione sui diritti acquisiti, sul discorso del personale che opera all'interno del Parlamento, e quindi gli uscieri e quant'altro, abbiamo sentito che c'era una riduzione entro il 2018 da 124.000 a 90.000. Mi sembra che sia stata impugnata questo provvedimento, quindi si fa fatica obiettivamente a... Una domanda, quando si fanno gli emendamenti in Parlamento succede molto spesso che il funzionario di turno ti deve dare il parere, chiaro? Secondo lei riceve parere favorevole un emendamento che comporta un taglio della pensione di se stesso? No, ma questo proprio per dire che andare a toccare i diritti acquisiti, si vanno a innescare, non dico che sia giusto, però purtroppo anche per un provvedimento di questo tipo, 90.000 euro per un barbiere, francamente. Ma il problema non significa che io non condivida. I diritti acquisiti non valgono per i ricchi, capito? Di bloccare, c'è la volontà per il futuro allora? Se non è possibile, io dico che comunque è possibile. Ma certo che è possibile, è un problema di volontà. È possibile intervenire? Sì. Parliamo di questo un attimo solo, pubblicità rapidissimi, poi torniamo insieme.